Poveretto il CP, aveva anche ragione a lamentarsi stanotte. Praticamente avevo messo la cuccia qua, ok, qua. Ho detto, boh, magari sta più comoda, le cambio posto ogni tanto, no? E cazzo era davanti, senti, butta fuori aria ghiacciata. Perché non capisco la stupidità di sto frigo che butta l'aria dentro in camper. Abbiamo controllato, abbiamo detto magari le ventole sono montate per sbaglio in fabbrica storte, invece era proprio il sistema così che butta dentro l'aria. Quindi io qui sto, senti, c'è qua aria ghiacciata, c'è il riscaldamento che va e questo butta dentro aria ghiacciata. Una sorta di climatizzatore, quindi ho il riscaldamento in pieno inverno e il climatizzatore. Figata, no? Anche oggi ragazzo non ti spiegherò dove andiamo, o meglio ti ricordo che andremo a vedere l'Edrolandart, che è un bosco veramente molto bello da far vedere ai bambini, o comunque anche per te, insomma, non sei una roba per bambini, sei un bel bosco con tutte le sculture di legno. E dopodiché rifaremo quel percorso che è quello di quella volta che io ho avuto quel flash che ho detto cazzo no, sta ambientazione mi ricorda quella di un video su YouTube che ho visto dell'orso che correva dietro i ciclisti, e lì ero tornato indietro, dove sparavano anche, ti ricordi che sparavano per allontanare gli orsi, e quindi ritorneremo lì. Vai, va che dosso all'avventura e su cavalca a tenere, sempre con la pipa dura, su cavalchi il tenere. I cosi con gli occhi, che belli. Gabi, allora sei ancora la regolazione, perché va troppo fuori. Io camo, come è possibile che la salta fuori il sistema? Non è mai saltata. Adesso continua con mette marce massa morbide e mi butta, non cambia, starò attento. Non cambiare. Eccola. Se menea. Ay, se menea la cadera, la cadera, se menea la cadera. Ra, mi van live si è messo tutti i taccaiano e altri video, cara. Ne vuol ben, c'è una dimostrazione d'affetto, porca miseria. Non so se lo vuoi indirizzare un fiamme. Non riesco neanche a spaccarlo. No, per carità, perché adesso c'è anche freddo. Sto provi a tazzina Van Life. Alle cose a Van Life, ti ho preso qua che scotta. Con Snoopy? Sì. Beh, mi adesso vedrò la differenza su quello, perché c'ho il frigo che va a gas, più riscaldamento. Il frigo mio consumava abbastanza gas. Beh, anche mi fa fare un weekend. Era grande. Per fare un weekend ti me via quasi, non dico una bombola, ma il frigo. Dopo tacca l'acqua calda, la stua è sempre accesa. Sì. Se menea. Ehi Siri! Chiama il coglione di Nico. Chiamo Nico cellulare. Se menea. Ehi, Yuri. Ehi. Dimmi. Tu mi chiamati? Beh, devo dire sempre mi, va bene? Probabilmente mi pacca. Ciao ragazzo. Ciao. No, sono solo... Niente, vabbè, porterò a far vedere. Adesso tipo in sberlà, non mi va su a prima marcia e mi butta fuori la catena di qua, quindi bisogna che sto molto attento, perché dopo ritirare, disincastrarla, l'ena impresa. Sta caldo? Non mi arriva l'aria interezze? Guarda che belle giornate! Ara il cielo celeste, ara. Sì, ara, Thomas anche l'ula del ragliatore dritto, se che sa proprio in torco, Paga ci pasti, ora. Sì. E sti coglioni, vedi tu? Fia morti, dicevo, fia leggeri. Per come che manca saturazione. Pizzeria Dogen inizia qui, mi tocca tanto andare così. Adesso montiamo da sta cazzo di strada e dopo andiamo verso la pizzeria e dopo dalla parte il navigatore. Buono 20.000 volte. Siete più del 12? Aspetta perché mi schissa la riccia, dimmi. Ma capi i problemi? No. No. E siamo in relax noi altri. E siamo a far gara. Cazzo mio, voglio per il casino allora. Non te stai in compagnia. Ma che faccio? Fermo così, sono fermo là da 5 minuti, ho detto se
Ti è successo qualcosa? Questi, Sì. questi giri bei. No, meno bellissimi, no. Cioè, come con te al bar, come fa tu star fermo? Ma me viene l'ansia al contrario, meno Ah. bellissimi. Vabbè, dai, va avanti ora. Guarda, me giro avanti perché non so, va via 5 ore per fare questo giro qua. E per forza se il giro passeggiata, che discorsi? No, bellissimo. E ora va avanti. Va avanti. Bisogna fargare. Me ne sono in pensione. I tusi grandi, camper e se viaggia. Eh sì, Va in figa, e spende pensioni, spende tutto per mangiare e gasolio per andare via. eh sì, come a me, quello che sono io a farmi. Cioè, a parte a Ducati, vabbè, che ho detto, vabbè, che avevamo se che sfizio. Però te anche in bici non te ga costi, quindi gasolio e mangiare. Però mangiare adesso siamo anche, visto che abbiamo comunque fatto le nostre esperienze, andare a mangiare fuori, locali, eccetera, se devo riapprezzare di mangiare in camper, che te mangi anche meglio a volte, Sì. perché ti spiego. Tipo te va a mangiare fuori, ti dici a tagliata, però di ok, in tanti posti costa 24 euro. Sacciot a testa, una mega tagliata a 6 euro l'una, ma era enormi, è roba di qualità, supermercato, reparto maceria, cioè no, quei confezionari. Sì, E quindi ti dice una tagliata che è il doppio quasi di quella del ristorante, e 6 euro, 6, 12, 18, 24, il quadruplo in meno, mi mangio 4 volte, invece di andare a mangiare fuori una volta, mangio 4 volte, tu capito? Sì. Quindi sì, non vuoi dire che se vietiamo, però sa dita cazzo, femo più uscite. Capisci che l'altro giorno se andai a pagare il campeggio per provare come esperienza. Va bene, quest'anno. Sì, e prove, dopo a fine ti dice per me non vale la pena, chi sky non vale assolutamente la pena, Sì. perché si è speso veramente tanto. E può dire del lusso, tutto quello che te vuoi, va bene, ma a me non che tornaria. Come esperienza sono stato contento, ma non che tornaria, proprio non vale la pena. Aspetta, prova interna, voglio capire la differenza fra la modalità Hyperview, che dovrebbe essere ok più larga, avere un campo visivo più largo, però copre una risoluzione massima di 4K. Questa invece è la modalità Superview, è sempre comunque abbastanza larga con l'effetto fisheye, però registra in 5.3K anziché 4K. Vedrai, e soprattutto lo vedrò anch'io poi nel monitor, nel risultato finale meglio di YouTube, perché comunque è inutile che io registro video di altissima qualità quando poi li esporto nella qualità YouTube, e capiremo per i prossimi giri se è meglio registrare in Superview o in Hyperview. Adesso lascio comunque il Superview, visto che nei giorni precedenti abbiamo registrato in Hyperview. Sì, è che purtroppo la puntina di ledro nel sito l'avevo già fatta, quindi io ora ho scoperto altri 4, diciamo, rubinetti o fontanelle, e quindi spero di riuscire a ricordarmi quali sono quelli da aggiungere nel sito, perché ti dico, da quando ho preso la bagnafiori adesso ogni fontana è buona, mentre prima no, prima cercavo solo i rubinetti col filetto. Pensati che questi da Finlandia e viene a fare van life qua, cioè pensati Dio. Cara, metti è il cuniccio satanico di Donnie Darko, là, sei aereo, a Suita, i funghi, a Poiana, e il gnometto, guarda che bello, l'orso dentro il tronco, e il faian là, così il tacchino, che bello. Ah, guarda qua. Che è importante, me l'avevano raccontata, non mi ricordo chi, in caso di presenza dell'orso, o perlomeno forse con i tipi di orsi, con la razza di orsi di questa zona, segnalare la propria presenza facendo rumore. A noi avevano detto di cantare, ok? Che così l'orso solitamente tende a non avvicinarsi.
tenere i cani a guinzaglio grazie al piffero, non attirare l'orso in alcun modo, neppure con cibo o rifiuti lasciati involontariamente a disposizione. Su questo tema c'è un video che gira spesso su YouTube di uno che si è avvicinato all'orso, gli ha dato tipo un merendino e l'orso gli è saltato addosso, giustamente. Non avvicinarsi agli orsi, esatto, collegandosi al stesso video. In caso di incontro improvviso allontanarsi lentamente senza correre, è vero. Se un orso agisce in modo aggressivo non muoversi e restare calmi. Comunicare eventuali avvistamenti a quel numero oppure il 112. Ora andare fuori di casa. Senti la moglie che dice io muoio e sto fuori tutte queste ore. No, ho capito. Io cavolo, senti, guarda. Io ora voglio fare la strada normale che viene su per Valle di Pasubio per evitare il traffico. Però me vuoi che hanno insieme niente. Stava qua io. Guarda, tu arriva tutte, guarda. Razza insieme niente, non vi dai altro, Dio caro. No, poi si arriva con vostra ma. Queste 6 giornate. E te mette anche fame, porca miseria. Porca miseria. Il giretto. Anche un cuoio, non ho anche visto l'altitudine. Guardiamo. Sta qua vita, smonto dal camper, vengo a trovarvi. Che ho sentito odore di cibo. Porco cane. Vabbè, dai, fioi, noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. La prossima. Specificare sempre tu. Giustamente il CP ha detto: prima ti cago in camper, ti piscio, ti marcisco ormai questo palchè che è da buttare, da dargli fuoco, e dopo esco e vado a trovarvi. Ma certo, è giusto. Digli ragazzi, noi ci sostizziamo qui a Valdobbiadene. E tu CP, racconta, hai finito di cagarmi in camper, di pisciarmi? Che ti porto fuori niente, tu aspetti proprio che io vado via perché preferisci cagare nel palchè? Non si cambia sto palchè, è palchè vero, costa un botto, non si può, amore, basta cagare e pisciare di continuo, dai! Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose che sai che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole. Può darsi che abbia perso solo le mie bugie. Si sono nascoste bene
fosse vero, semplicemente non era mio e credi